3, 2, 1, via! A posto! Medaglia d'oro alla Malga Mure di Paderno del Grappa e alla Malga Costonda Quinto di Borso del Grappa, rispettivamente per il miglior morlacco e bastardo di Malga. Sono queste le due realtà protagoniste della 20ª edizione della rassegna dei formaggi del Grappa, concorso organizzato da Malga Campocroce e da Aprolab, associazione produttori di latte del Veneto. Quest'anno abbiamo avuto una grande soddisfazione, 32 i prodotti della montagna italiana in concorso, perfino gente da Avellino che è venuta a ritirare il premio e questo ci ha dato una grandissima soddisfazione. Abbiamo visto un'ottima qualità dei formaggi, un'ottima qualità del prodotto, questo sta a significare che le produzioni lattiero-casearie anche di Malga si stanno continuamente migliorando e queste competizioni servono per migliorare le produzioni dei nostri territori e dei nostri produttori. Un concorso nato 20 anni fa da un'idea dell'associazione per valorizzare produzioni tipiche in via d'estinzione e che oggi, grazie ad Aprolab, sono diventate eccellenze casearie. C'era un momento nel quale le malghe non avevano neanche le vacche, il morlacco non era possibile produrlo perché le ASL impedivano la produzione, è troppo pericoloso un formaggio a latte crudo in quelle condizioni. Bruno Bernardi, il nostro direttore, insieme con rappresentanti della provincia sono venuti e hanno concertato nuove regole di produzione. Adesso il morlacco è presidio slow food e per morlacco e bastardo abbiamo chiesto la certificazione del Grappa, abbiamo chiesto la certificazione ADOP. Adesso le malghe si sono riempite di nuovo di vacche, cosa che volevano i sindaci del territorio perché non c'erano più le vacche. Adesso tutti i produttori della zona del Grappa producono il morlacco e il bastardo e lo vendono. Eccellenze celebrate in questa 20ª edizione del concorso attraverso il gemellaggio tra presidi slow food, ovvero tra il morlacco del Grappa e il bagos, un formaggio delle montagne bresciane che però parla veneto almeno nella sua storia. Nel 1500 Bagolino era alleato con la Serenissima di Venezia, i dogi di Venezia volevano un formaggio che assomigliasse a loro, ecco una spezia orientale finire in cima alla montagna bresciana. Ma il giallo di questo formaggio viene attribuito alle erbe di pascolo alpino. Volano per la promozione dei prodotti caseari di qualità superiore, la rassegna dei formaggi del Grappa ha acceso i riflettori su un mondo, quello della montagna veneta, per cui oggi la Regione è impegnata in diversi programmi a tutela della biodiversità e per la salvaguardia dell'ambiente attraverso il mantenimento degli alpeggi. Siamo i primi che nel piano sviluppo rurale ad aver approvato per la montagna i bandi del finanziamento nelle misure agroambientali di investimento naturalmente sui pascoli, con più del 35% dei finanziamenti del piano sviluppo rurale, cioè del 1 miliardo e 200 milioni che avvengono investiti sulle zone montane, e naturalmente poi anche con gli aiuti accoppiati che abbiamo riusciti a spuntare a Roma, sono più di 32 milioni che arrivano al nostro Veneto per gli aiuti alla zootecnia e gli aiuti al settore lattiero caseario.